Oggi Dici Ciambri. E a te t'ha da aprire un po' numiere che... Non io vedo, ti vanno ingannare, tu non c'eri, siamo in Germania in esilio! Ma quale esilio, mamma, quale esilio, papà? Basta! Amore mio, vita mia! E do sangue prima che schiarivo! È passato l'angelo a detto a me! È passato l'angelo, è passato l'angelo, tutto a bombolo! Il nostro obiettivo non è solo divertirci, passare delle serate insieme, ma soprattutto dare spazio a questi ragazzi che sono un po' il nostro futuro, la parte bella di noi, della nostra città. Diciamo che la nostra emozione non è stata solo riuscire a fare un bello spettacolo, ma condividerlo con loro, ci siamo sentiti un po' giovani. E noi cerchiamo di sfruttare questa opportunità nel migliore dei modi. Grazie. Guardate come sono belli, guardate. Cacciale, mamma caccia! Vasca! Oh Parlamento, aspetta a te! E capisci che cosa prima? Teniamo psicologica purissa! Mattia! Ma state sempre buone in salute! Sti malati non ne di. Non so più niente. Ma sto indifferentemente tu come fai senza coscerci? Ma che mamma niente. Cinematografo. Che nome? No, chi la faccio? Guarda con che la fai? Siete belle voi, siete belle! E anche quest'anno il ritrovarsi insieme di tanti amici dal cuore pulito e il lavoro che tutti insieme cerchiamo di fare sarà devoluto alla Mitocon, insieme per lo studio e la cura delle malattie mitocondriali. Noi insieme a voi daremo la possibilità a tanti bambini di sognare in un futuro e la ricerca sarà sostenuta. Voi in sala non siete dei normali spettatori, siete con noi liberi geniatori. Ed è per questo motivo che a fine serata non vi sarà chiesto un giudizio sul nostro operato, ma una riflessione sul vostro stato d'animo. Sperando di vedervi tornare a casa con la consapevolezza di aver speso bene il vostro tempo a teatro, investendo insieme a noi la bontà in un progetto comune di solidarietà.